Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live per il vostro maledetto iniziale. Oggi parleremo di quei pensieri ridondanti che praticamente bloccano le persone, perché alcune volte mi contattano committenti che mi dicono sono un po' bloccato, o c'è qualcosa che non va nella mia vita, non funziona questo, non funziona quest'altro e via dicendo. E quindi cercano una soluzione buon marché, ma le soluzioni buon marché non funzionano mai o a livello karmico possono funzionare per un colpo di fortuna. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi nel canale di Hildegard, nel canale vostro maledetto iniziale, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove ormai sapete che abbiamo due gruppi in Facebook, uno che si chiama i Casti Sacerdotali, che abbiamo più di 660 iscritti, è gratuita chiaramente l'iscrizione, e in più un altro gruppo dal titolo Radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo. Lì siamo sui 1600 iscritti, è gratuito, si possono iscrivere. In più il vostro maglietto, i link sono sempre qui sotto in descrizione, abbiamo anche dei gruppi Telegram, ormai lo sanno un po' tutti e i link sempre sotto in descrizione. E in più abbiamo anche un sito, il sito del capitano, il De Garda e io, ho fondato nel 2015 con più di 20 ebook di radionica di radiestesia fatti dal sottoscritto, ne hanno già scaricati più di 150.000, il vostro maledetto ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiestesi con tanto di istruzioni. E in più il Legarda ha pubblicato gratuitamente in questo sito dei ebook di magia e cabala. Eventualmente, se volete, abbiamo anche nel giardino dei libri degli ebook a pagamento di qualità scritti a Hildegarda e alcuni scritti con il vostro maledetto orientale. Bene, iniziamo un po' questa pillola parlando di quelle persone che ciclicamente, periodicamente continuano a pensare e a fare sempre le stesse cose. Di solito faccio questo esempio, no, di quel famoso cabalista che racconta che se noi cerchiamo di pescare un pesce in un lago dove ci sono solo quei pesci lì, a un certo punto non è che se andiamo in un lago che ci sono solo alborelle, e cerchiamo di pescare una balena e la balena non viene su, o un pesce cane, no? Bisogna in un certo senso cercare, no, altri laghi con dei tipologie di pesci differenti. Chiaro che non è facile perché chiaramente nasciamo, ci diciamo già come ci chiamiamo, ci dicono già che studi fare, ci dicono già cosa faremo da grandi e via dicendo, no? Sia i streaming di regime e sia un po' tutto ciò che ci circonda. Però, e alcuni confondono questa tipologia di stereotipità, non so come si può definirla, di scatoletta, no? Di scatoletta magica dove pensiamo di essere liberi, in nella vita, no? Nella vita, cioè loro pensano, ecco, io sono bloccato, sono dentro questo lago, no? Che chiamano vita, no? E voglio tirare sulla balena a tutti i costi. Allora, il problema è che se noi stiamo in quel lago lì, chiaramente ci saranno solo alborelli o pesci persici, o non so io, o qualsiasi tipo di pesce che vi piace, o anche pesci findus, per chi pensa che i pesci nascono dalla findus. No? Però quello che voglio dire io è che bisogna avere qualcuno, una stampella, chiamatelo come volete, un calcio nel fondoschiena per altri, che vi portano in un altro lago e vi spiegano che dall'altra parte c'è un lago che effettivamente là ci sono le balene, ci sono i pescecani, i delfini e tutto quello che volete. Questi non sono blocchi, no? Non sono blocchi, ma diciamo che, tra virgolette, la possiamo anche chiamare ignoranza perché non riusciamo a credere che abbiamo la possibilità di trovare un altro lago. In altre parole, noi siamo dove sono i nostri pensieri. Quindi, che fare per muoversi un po' da questi pensieri stereotipati? Beh, la prima cosa da fare è chiaramente andare a cercare il legame maritimo iniziale per fare una pulizia a livello energetico per tagliare questi legami perniciosi. Se non si ha questa forza finanziaria, che poi costa solo 100 euro, questo percorso, no, di pulizia energetica, si può andare nel sito del capitano, scaricare tutti i circuiti e attivare alcuni circuiti, ad esempio, per trasformare situazioni negative in positive. E poi è chiaro che più energia si attiva, anche finanziaria, per
cambiare posto per pescare nuove cose, quindi modellare i nostri pensieri in un'altra direzione, e più i risultati sono propositivi. Faccio un esempio: ci sono persone che mi contattano e mi dicono: guarda che la mia vita a livello sentimentale è un po' bloccata, no? Perché chiaramente il lago su cui pescano i propri pesciolini riflettono un po' i propri pensieri di quella persona, no? E quindi di conseguenza, se lui cerca sempre pesce cani o squali o chiamateli poi come volete, dove ci sono solamente alborelle, la cosa resterà bloccata. Allora, è chiaro che dopo la pulizia bisogna attivarsi in varie direzioni. La cosa non è facile, perché se uno per 40 anni o 50 anni ha sempre navigato nel stesso lago, non è che basta un colpo di spalla, sulla spalla, una pacca sulla spalla, due o tre paroline, pipe pappete, no? Come la New Age insegna, vogliamoci tutti bene, mandami angeli colorati, parla con l'arcangelo, che la cosa cambia. Bisogna fare un lavoro importante per far capire al nostro subconscio, al nostro io, chiamatelo poi come volete, perché ogni era spirituale non inventa dei nomi, no? Ma chiamiamolo super io o supercar, chiamatelo poi alla fine come volete, bisogna fare in modo che il vostro pensiero si modelli in altre direzioni che non sapete magari neanche che esistono. E su questo si può lavorare con dei riti operativi, con dei sigilli, con dei circuiti ad hoc, no? Ma è chiaro che il percorso è lento, anche perché bisogna in un certo senso modellare anche il karma per fare in modo che si canalizzi su altri laghi. Certo, questo è un disegno metaforico, non è che le persone devono cercare i laghi per cambiare e per sbloccare le proprie situazioni difficili, no? E qui potete anche a livello economico iniziare con delle piccole meditazioni che nel canale vostro Manetti Veneziano ci sono, no? Fatte e possono aiutare. Poi dico sempre, quelli che iniziano a livello magico, intraprendere il percorso, che comprano libri, comprano qui, comprano di là, non è che uno salta nel cerchio magico e dopo 3 giorni salta giù un genio e fa tutto quello che vuole, non è la lampada magica, bisogna 10, 15, 20 anni di operatività sul campo. Magari alcune serie i geni rispondono, alcune serie i geni non rispondono, alcune notti sì, alcune volte no. Quindi ci vuole pazienza, no? Il maledetto veneziano ormai da 50 anni su questo che è sul pezzo, e naturalmente avrà risultati differenti. È come andare al gommista, no? Se io mi metto a cambiare la gomma ci metto 3 mesi, un gommista che lo fa tutti i santi giorni ci mette 5 minuti. Alla fine la cambiamo tutti e due, solo che io ci metto 3 mesi e l'altro 5 minuti. Quindi, quando una persona si sente bloccato, prima una bella pulizia e poi si studia un percorso per poter uscire da queste situazioni perniciose che ci obbligano a restare chiusi e a pescare sempre stesso pesciolino, stesso alborello o stesso pesciolino fino. Bene, grazie cari amici e alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale di Carmen Lecce.